La partita è stata difficile, ma lo era anche ai nastri di partenza, nel senso che il Bassano abbia questa intensità, oltre che avere anche una buona dose di fisicità e dei talenti interessanti come giocatori, questo fa in modo che loro siano effettivamente una buona squadra. Loro rispetto a noi sicuramente hanno in questo momento qui molto più ritmo partita e noi lo stiamo ricercando. Individualmente dovevamo fare un po' meglio sia nella fase difensiva che nella fase offensiva. Abbiamo perso troppi palloni, 22 totali, ma soprattutto 17 nei primi due quarti, hanno un po' condizionato la partita. Sicuramente potevamo fare un po' meglio nella percentuale del tiro da 3 punti, che è un 26% un po' basso per quanto riguarda la nostra squadra, però non mi sorprende la fatica che abbiamo fatto per il merito che voglio attribuire al Bassano per come è stato in campo. Sicuramente noi dovevamo essere un pochino più solidi difensivamente e dovevamo essere in grado di poter avere una manovra più fluida, passarsi un pizzico meglio la palla in modo tale che si creassero delle occasioni un pochino più pulite. C'è il merito del Bassano anche difensivo, però ecco, noi dovevamo essere un pochino più in focus in questa partita, dovevamo giocare un pochino meglio individualmente, un po' tutti quanti, anche come collettivo, ma individualmente dovevamo fare qualcosa di meglio. Innanzitutto è stata una bellissima partita, indipendentemente dai 2 punti, giocare contro questa Padova è sempre bello, stimolante, giochiamo a pallacanestro, è veramente, personalmente è molto bello anche allenare questi tipi di partite qua. La partita l'abbiamo preparata esattamente come tutte le altre, tentando di fare un passo in avanti nella formazione dei ragazzi, prima di tutto dal punto di vista difensivo e poi anche provando a passarci di più il pallone in attacco con alcune dinamiche che abbiamo messo dentro in settimana. Onestamente la partita è andata quantomeno in difesa come speravo che andasse, poi è chiaro che uno prepara il piano partita, poi ci sono anche giustamente gli avversari che provano a fartelo saltare e Padova è forse il migliore avversario per fare questa cosa qua. Siamo stati bravi, oggettivamente siamo stati bravi, i ragazzi sono venuti sempre dietro anche durante i time out dove Padova provava a ritornare sotto, hanno cambiato tanti tipi di difese, siamo stati bravi a reagire. Onestamente devo solo fare i complimenti a tutti i ragazzi e allo staff che mi ha supportato tantissimo e siamo contenti di questi 2 punti presi.